Sì, Fritz, parto. Faccio le valigie. Mi sono forse trattenuta anche troppo, devi scusarmi, ma... Non devi trattenermi, Fritz. È evidente che sarei io il peso per te. Sì, lo so che non sei un vile. Lo so che non hai paura della polizia. Non ti metteranno in un campo di concentramento, ma c'è di peggio. Ti vieteranno di andare alla clinica domani o dopodomani. E allora non mi dirai niente, ma ti ammalerai. E io non voglio vederti girellare per casa a sfogliare riviste. Parto, Fritz, per puro egoismo, non dirmi niente. Non dire che non sei cambiato. Non dirlo che non sei cambiato. La scorsa settimana mi dicevi con molta obiettività che la percentuale dei licenziati ebrei non è poi tanto alta. Si comincia sempre così, con l'essere obiettivi. E perché adesso continui a dirmi che mai come ora io sento il nazionalismo ebraico? È evidente che lo sento, è un contagio. Fritz, cosa c'è successo? Mi sono mai occupata di politica, forse? Era per Talman? Io sono una donna borghese con una casa dei camerieri. E adesso una parte che solo le bionde possono recitare. Fritz. Anni fa mi ricordo quando dicevi che ci sono persone che valgono e persone che valgono meno. Ai primi, quando hanno il diabete, gli si dà l'insulina, ai secondi no. A me sembrava naturale. Sciocca che sono stata. Che stupida. Adesso hanno fatto una stessa distinzione, ma io sono tra quelle persone che non valgono. L'hai vista? Sì, faccio le valigie. Non dire che non ti sei accorto di niente. Non possiamo in queste ultime ore che ci rimangono rimanere così, senza guardarci negli occhi. Non dobbiamo darla vinta a quei bugiardi che ci costringono a mentire. Anni fa, quando qualcuno diceva che non si vedeva che io sono ebrea, tu rispondevi, ah, altro che se si vede. A me faceva piacere perché era sincerità. E perché adesso non abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno? Parto perché se resto non sarei più primario. Quelli della clinica già ti guardano e ti salutano a stento. E io so che tu non ci dormi la notte. Non dirmi che non devo partire. Anzi, mi affretto a partire, proprio perché non voglio che tu un giorno debba dirmi che devo andarmene. È solo questione di tempo. Il carattere è questione di tempo, è come un guanto, ce ne sono di buoni che durano tanto e altri che non valgono e niente dura per sempre. D'altronde non sono neanche arrabbiata. E invece sì che lo sono. Perché devo sopportare tutto questo? Che cosa hanno i miei capelli? Il mio naso. Io devo andarmene dalla città dove sono cresciuta perché qualcuno possa risparmiare sul burro. Che razza di uomini siete? Sì, anche tu. Siete capaci di inventare la teoria di quanta e il Trendelenburg e non siete capaci di opporvi a dei mostri, dei barbari che vi dicono di andare a conquistare il mondo e vi costringono ad allontanarvi dalla donna che amate.
dei mostri. Anzi, dei leccapiedi di mostri. Sì. Forse non è ragionevole da parte mia parlare così. Ma cosa serve la ragione? Tu te ne stai lì a guardare tua moglie che fa le valigie e non dici niente. Ah, perché anche i muri hanno orecchie, vero? Certo. Loro ascoltano e voi tacete. Se ti amassi, forse farei meglio a tacere anch'io. Se io ti amassi, ma io ti amo veramente. Dammi quella biancheria fine. Dove vado mi servirà. E non potrò più fare tante prove. Se mi troverò un marito dovrò tenermelo. Non mi dire che mi manderà del denaro. Tanto lo sai che non si può. Non parlarmi di qualche settimana. Tanto lo sai. Come lo so bene anch'io che non si tratta di qualche settimana. Non mi dire che si tratterà di qualche settimana. E intanto mi porgi il mantello di pelliccia che sai che userò solo in inverno. Fritz, non parlarmi di disgrazia, parliamo di scandalo. Fritz.